centrodestra con un candidato a mio parere forte che ha una natura civica e che quindi può anche allargare ulteriormente la coalizione. Quindi credo francamente che il Partito Democratico possa essere un perno centrale di questa coalizione e con questo candidato si possa far bene. Aveva parlato nei giorni scorsi di tossine tra PD e 5 Stelle, vuole precisare se questo poteva interessare anche la nostra regione o se si riferiva ad altri? Ma no, assolutamente no, purtroppo c'è sempre un uso strumentale in alcuni casi delle affermazioni. Nel mio caso c'è addirittura un video, quindi è piuttosto semplice. La domanda era come mai non si parlano i vertici attuali del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, mi sono limitata a dire che evidentemente dopo l'ultima campagna elettorale ci sono ancora delle tossine da buttare fuori. Detto questo, stiamo lavorando insieme, in 2 su 3 regioni ci presentiamo insieme, c'è una collaborazione, lo posso dire anche da capogruppo alla Camera, alla Camera dei Deputati, dove abbiamo fatto opposizione insieme sia alla manovra di bilancio che al decreto giustizia, per cui insomma cerchiamo di lavorare quotidianamente e mettiamo da parte le strumentalizzazioni, gli attacchi personali non fanno mai bene alla politica. Ecco,